Benvenuti in Accademia. Porto i saluti del Presidente che doveva aprire questa sessione e non ha potuto venire e accolgo con molto piacere ancora una volta il Professor Lanaro, che rivediamo sempre volentieri in questa sala. Oggi pomeriggio verrà presentato il testo Famiglie e patrimoni, itinerari fra Verona e Venezia in età moderna, che è appunto redatto dalla professoressa Lanaro, a cura di Andrea Caracausi e Giovanni Favero. Sì, che sono i miei allievi, mi permetto di dirlo, e sono molto orgogliosa. Ed è giusto che sia così. E anche del pensiero che hanno tutto meraviglioso. Quindi lascio l'introduzione e la moderazione dell'incontro a Paolo Madini, il nostro membro effettivo. Un membro effettivo non si sa più qua. Sono del tutto indifferente. Noi è arrivato all'Università Ca' Foscari l'avviso che non dobbiamo più dire studenti anche quando entriamo buongiorno studenti, ma buongiorno studenti e studentesse. Insomma, Si viene puniti in caso di... allora, buonasera a tutti, mi fa sempre piacere essere in questa sede e anche onorare l'impegno di partecipare alla vita accademica che ogni membro di questi sodalizi ha e che non è sempre facile rispettare, no? Allora ci sono sempre, ma tu non sei stato presente, eccetera, quindi è un piacere e un onore presentare questo libro e al tempo stesso anche segnare una piccola tacca con una presenza qui. Allora, devo ringraziare innanzitutto Gianmaria Veranini e Edoardo Demo, che mi hanno dato l'onore e il piacere di aprire questo incontro dove, come immaginate bene, saranno loro ad avere la parte più importante come storico e storico-economico. Io, come storica dell'arte, avrò solo un ruolo marginale e tuttavia la stima e l'amicizia che mi uniscono a Paola Lanaro fanno sì che naturalmente mi senta molto lusingata di poter sedere a questo tavolo e anche di vedere tanti amici. È un libro importante perché festeggia il coronamento di un percorso di insegnamento universitario alla Università Ca' Foscari di Venezia, anche se sappiamo che Paola continua ad insegnare e anzi si apre a temi sempre innovativi, in questo caso quello della gender history, di cui sta tenendo un corso da 2 anni, ma che, sapendolo, anche a rileggere i saggi contenuti in questo libro, si vede che questo interesse per il mondo femminile, per la presenza o la non presenza delle donne nei documenti di proprietà, di patrimonio dell'antico regime, era un argomento che l'aveva sempre intrigata e quindi è una logica, in qualche modo conseguenza anche quello del suo impegno più recente. Illustre docente, dicevamo, e cara amica, che ha iniziato il suo percorso all'Università di Verona alla metà degli anni 70 all'Istituto di Storia Economica, per poi diventare professore associato di Storia Economica all'Università Ca' Foscari di Venezia nell'89 e poi professore ordinario, con molte pubblicazioni scientifiche, moltissime, soggiorni di studio e collaborazioni e pubblicazioni in ambiti che vanno anche ben al di là della sua università di appartenenza. Dal 92 al 2014, infatti, è stata membro del dottorato in storia economica dell'Università Bocconi di Milano, ai cui lavori sempre intensamente continua a partecipare. È stata più volte visiting professor all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e ha tenuto corsi anche a Paris 7 e nel 2011 è stata visiting professor alla New York University e alla Columbia.
È membro di molte associazioni storiche e classiche del suo settore e partecipa regolarmente ai principali appuntamenti internazionali organizzando panel e sessioni che coordina. Ed è stata anche presidente dell'Associazione Italiana di Storia Urbana, che è un settore in cui anche le nostre collaborazioni sono diventate più facili, ma di questo poi parlerò. Dell'associazione AISU, Associazione Italiana di Storia Urbana, ora fa parte del direttivo. È nel comitato editoriale della rivista Studi Storici Luigi Simeoni, Città e Storia, e della collana dell'editore Marsilio, che è anche l'editore di questa raccolta di saggi, la collana Studi di Storia Economica e Storia dell'Impresa. È socio corrispondente di questa accademia e membro dell'Ateneo di Venezia e di Brescia. Ora, normalmente quando un professore raggiunge, diciamo, il coronamento o il termine della sua carriera, si raccolgono degli studi in suo onore. In questo caso, e lì c'è sempre un po' il rischio che qualcuno abbia la tentazione di infilare, pur di partecipare, qualche scritto non di altissimo livello, no? C'è sempre un rischio, è sempre una bella occasione, non voglio fare, diciamo, confronti. Comunque diciamo che in questo caso i curatori sono andati più sul sicuro, hanno evitato il rischio che qualcuno infilasse una notarella magari curiosa ma non essenziale per il proseguo degli studi, invece hanno reso accessibili, più accessibili, in una bella collana con una bella grafica, alcuni studi fondamentali di Paola Lanaro. Quindi dovete immaginare, ma questo adesso sto per dare la parola ai due principali relatori, dovete immaginare una scelta all'interno di una bibliografia molto molto vasta, una scelta che secondo me caratterizza anche, è una lettura in qualche modo della carriera accademica di Paola Lanaro Sartori, fatta dai due curatori, e che evidenzia evidentemente gli aspetti più innovativi o più caratterizzanti del suo percorso, di cui va a parlarci Gianmaria Varanini. Buonasera. Ecco, inizio questa diciamo, presentazione anche così, facendo subito vedere la copertina del libro, che è molto bella, è un quadro di Paris Bordon, ecco, e anche una foto di Paola Lanaro. Ma entro subito nel merito, ecco, dicendo che questo volume, appunto, come anticipava un po' Paola Marini, è diviso in 3 sezioni e ciascuno di 3 saggi, ecco, un totale di 9. Ecco, vedete appunto quadri generali, casi di studio, doti e fedecommessi. E come accennava Paola e come poi dirò nuovamente anch'io, ecco, si tratta di una scelta molto meditata da parte dei due curatori. Ecco, io vorrei costruire un pochino un percorso dentro questo indice che potete vedere. I primi 6 saggi, con una sola eccezione, sono stati pubblicati negli anni 90 e sono sostanzialmente dedicati a Verona e a famiglie veronesi. Sono lavori usciti in varie sedi, alcune sedi editorialmente importanti, altre, diciamolo pure, più locali, più di occasione, ecco, alcuni stesi in lingua straniera originariamente, eccetera. Ecco, qua vedete un solo nome di famiglia veronese, i Del Bene, appunto, nel 6° saggio. In realtà anche alcuni degli altri saggi, in uno figurava il nome della famiglia Maffei, in un altro il nome della famiglia D'Alisca. Allora, che operazione hanno fatto i curatori? Un'operazione, come dire, legittima, ecco. Hanno cercato di mostrare quello che era, diciamo così, un elemento di valore generale, va bene, di dare un significato generale a quello che era in qualche modo appunto un caso di studio, no? Ecco, da grande nobiltà a nobiltà di provincia, era un saggio
dedicato al Palazzo Adalisca, un volume di parecchi anni fa curato da Stefano Lodi, ecco, ma qui il tema è prospettato in termini generali. Gli ultimi 3 saggi invece hanno titoli allo stesso modo generalizzanti, ecco, e nel senso appunto che originariamente figurava in riferimento alle doti veneziane, alla crisi della proprietà veneziana e veneta, al fideicommesso nel territorio della Repubblica. Quindi anche in questo caso si è fatto in un certo senso la stessa operazione. Sono saggi più recenti, ecco, sono saggi che hanno una curvatura diversa, come accennava già Paola, e proprio appunto in questo loro riferimento a Venezia indicano, qua c'è la parola itinerario, ecco, l'itinerario in treno o in auto da Verona a Venezia, Paola l'ha fatto tante volte, no? Sono stati un po' i 2 poli della sua esperienza di ricerca e anche della sua carriera accademica, no? Ecco, come accennava già Paola Marini, Paola Lanaro si è formata negli anni 70 nel corso di laurea in lingue e poi all'Istituto di Storia Economica dell'Università di Verona e poi è passata a Venezia. Allora, i 2 curatori, chi sono intanto i 2 curatori? I 2 curatori sono Andrea Caracausi e Giovanni Favero, quindi 2 professori ordinari di storia economica a Padova e a Venezia. Questo non è un fatto banale, sono ambedue allievi di Paola. Paola era una brava maestra, ecco, sapeva scegliere gli allievi, le guidava con piglio sicuro e anche energico nei primi passi della carriera, ecco, e poi ovviamente ognuno prendeva come ha preso la loro strada, ecco, però c'è questo rapporto diretto, diciamo così, di scuola, ecco, in qualche modo di continuità fra i curatori e l'autrice, che è un fatto significativo. Allora, cosa hanno fatto Giovanni Favero e Andrea Caracausi? Hanno individuato un filo conduttore che dà a questo volume una compattezza, che è quella del titolo, no? Al centro c'è la famiglia patrizia, la famiglia aristocratica, no? Ecco, famiglia, sapete tutti, no? La famiglia dell'Ancien Régime non è imperniata sul sentimento, sull'amore coniugale, sulla coppia, ecco, per certi aspetti questa copertina magnifica, che raffigura 2 amanti, a quanto so e capisco, è ingannatrice, diciamo così, no? Ecco, trasmette un messaggio diverso un po' da quella che era in realtà la famiglia patrizia, la famiglia aristocratica dell'età moderna, diciamo, no? Ecco. In questo dipinto che trattengono i gioielli della famiglia. Mi sembra che si veda o no, Gianmaria? Certo. Ecco, dicevo appunto, la famiglia è però appunto sostanzialmente una domus, una casata, domus con tutta l'ambiguità che ha questa parola, perché anche il palazzo, l'edificio, la residenza ha un valore significativo proprio per questa identità. Ecco, quindi c'è un itinerario che è un itinerario molto, molto preciso che i 2 curatori hanno scelto. Ecco, dico subito che il fatto che loro abbiano scelto questo itinerario, valido, sensato, nella produzione di Paola, non significa che fosse una scelta obbligata, una scelta che non aveva alternative, no? Ecco, lo diceva già implicitamente Paola Marini poco fa. Paola Lanaro si è sempre mossa nell'ambito della storia economica e sociale, forse con una accentuazione più sulla dimensione o anche della dimensione sociale rispetto a quella economica, ma i 2 curatori avrebbero anche potuto scegliere un itinerario diverso, un filone diverso negli studi della nostra collega, che si è occupata di storia agraria, si è occupata di storia del sistema fiscale. Ecco, le sue origini accademiche quali sono? Sono quelle
di Gino Barbieri, di Giorgio Borelli, quindi di studiosi del capitalismo lombardo, della società veneta, ecco, dell'economia agraria veronese. Ecco, io credo che alcuni dei saggi più belli di Paola sono proprio quelli nei quali ha coniugato, oltre a questi sulla famiglia, dei quali adesso naturalmente vado a parlare, ha coniugato la storia economica con la storia sociale, no? Ecco, per esempio, questi certi studi sulla radiografia della soglia di povertà, ecco, un saggio abbastanza antico. Oggi si fa un gran parlare dei poveri nella società italiana, che sono milioni, e di questa soglia di povertà assoluta nella quale le persone si trovano. Allora studiare con finezza, con sensibilità, come aveva fatto tanti anni fa Paola, attraverso le fonti fiscali, dove si correva questo confine sottile fra chi aveva una certa capacità fiscale e chi invece era esente fiscalmente, ed era il 40%, il 50% dei contribuenti, no? Ecco, studiare questo confine è una operazione, ecco, che Paola ha fatto tanti anni fa, appunto, con grande finezza e con grande eleganza. Ecco, dicevo, quindi, ecco, in realtà però i temi che sono al centro sono quelli appunto della famiglia. Ecco, questo sono i riferimenti a quel saggio che ricordavo un attimo fa, uscito appunto in Studi veneziani. Ecco, però il tema centrale, dicevamo, è la famiglia, no? La famiglia con i suoi meccanismi di autoconservazione patrimoniale, con la sua organizzazione interna mutevole nel tempo, no? Ecco, le famiglie aristocratiche della Verona e anche della Venezia dell'età moderna sono dei clan, non sono delle famiglie nucleari, sono spesso famiglie che seguono il modello della fraterna, quindi fratelli con le rispettive mogli e le rispettive discendenze, con gli antenati, tutti coresidenti nella stessa casa, nello stesso palazzo. Sono famiglie che vivono in un contesto istituzionale, no? Ecco, che Paola anche ha studiato. Questo è la copertina di un suo libro importante, di un suo libro del 1991. Ecco, io vado a quegli anni perché sono gli anni nei quali abbiamo avuto, come dire, più fraternità, più consuetudine, no? Ecco, ricordiamo tutti come dire, il vecchio archivio di Stato in via Franceschine, dove appunto, come dire, c'era uno scambio continuo di informazioni, si chiacchierava anche, oltre, come diceva il professor Billanovic, 9 ore in archivio e 1 ora all'osteria, ecco, nel senso che lo scambio culturale, umano e anche di informazioni, ecco, fra i ricercatori è sempre una cosa molto bella. Allora questo studio di Paola si inserisce appunto in un grande filone che anch'io, che sono più vecchio di Paola, ho portato avanti in quei decenni insieme con tantissimi altri studiosi, Claudio Povolo, Giuseppe Del Torre, Michael Nepton, Alfredo Viggiano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo sostanzialmente ripensato un po' la storia della terraferma veneta, mettendo in rilievo le specificità delle economie, delle società, di questi ceti dirigenti, di queste classi sociali, no? Ecco, dando della società veneta del 400, del 500, del 600 un'idea molto più ricca, molto più articolata, molto più complessa appunto di quella che c'era nei decenni precedenti. Poi c'è stato chi da par suo ha portato avanti le cose, no? Demo, che parla dopo di me, è pars magna del centro Palladio a Vicenza, e Vicenza ha valorizzato straordinariamente questa fase quattrocentesca, cinquecentesca, straordinaria della sua storia, forse anche meglio di Verona lo ha fatto. Ecco. Ma voglio dire, questo libro di Paola si inserisce in questo filone, diciamo così, importante di storia veneta. Ecco.
e non è però la sola ottica, diciamo così, dalla quale Paola ha contribuito a rinnovare la storiografia veneta. Quel libro lì, I mercati della Repubblica Veneta, in un certo senso si inserisce nello stesso filone. Qual è la tesi di fondo? La tesi di fondo è: non esiste un'economia veneta, non esiste neanche un'identità veneta. Non dimentichiamo mai che la parola Veneto se la inventano gli austriaci nel 1810. Prima c'è la terraferma, prima c'è, diciamo, lo Stato della Repubblica di Venezia. Allora Paola esamina il risvolto economico di questo aspetto. Ecco, non esiste un'economia imperniata su Venezia. E certo, Venezia, scusate la diapositiva fa schifo, ma insomma, Venezia è al centro del mondo, Venezia ha una manifattura che si sviluppa in età moderna e ci mancherebbe, è un centro dei traffici fondamentale. Però esistono anche le economie locali, l'economia di Vicenza, l'economia di Verona, l'economia di Brescia, no? Ecco, dicevo prima i palazzi. Andiamo a Brescia a vedere quanti palazzi cinquecenteschi o seicenteschi con moli immense esistono, ecco, come del resto anche a Verona. Quindi sono economie robuste, società economicamente importanti dal punto di vista manifatturiero e da quello agrario. E Paola ha fatto benissimo a, come dire, sottotitolare economie cittadine al plurale è stato territoriale, no? Ecco, quindi c'è stato tutto questo rinnovamento, diciamo così, al quale Paola ha partecipato, con ricerche. Questa è la sede dell'Archivio di Stato di Verona e l'altro è il cortile dei Frari, ecco, con ricerche, lo dicevo prima, che sono sempre state imperniate sull'archivio, imperniate sulla documentazione, no? Ecco, dicevo prima appunto le giornate, le mattinate, i mesi trascorsi in archivio da noi ricercatori locali, veronesi, ma anche da ricercatori stranieri. A Verona hanno lavorato John Law, Alison Smith, tutti amici che con noi hanno contribuito, Michael Nepton, che veramente tanto inglese non è più, ma è ormai veneziano o vicentino, ecco, ma c'è stato questo sforzo appunto collettivo di ricerche appunto basate sempre appunto su questi grandi depositi archivistici. Quindi Paola ha coltivato anche le relazioni con i grandi della storiografia europea, Maurice Aymar, Giovanni Levi, ecco, ma anche con noi umili ricercatori di terraferma e legati appunto di più al contesto locale, no? Ecco. E ha insegnato queste cose a quei signori che a San Giobbe, là, alla facoltà di economia, si occupano altro che di economia contemporanea, no? Ecco, tenacemente lei è anche... Importante, insisti. Un punto importante, sì. Perché? Perché attualmente la storiografia economica o l'insegnamento della storia economica nelle facoltà di economia raramente, difficilmente risale a prima del 1930, no? Ecco, risale a prima della grande crisi, ecco, o di queste vicende recenti. Ecco. Invece la capacità di ragionare sui concetti, il concetto di rischio, il concetto di investimento, il concetto di bene rifugio, no? Ecco, è una capacità che si acquisisce perfettamente ragionando sulle fonti dell'età preindustriale, no? La psicologia del consumo, la psicologia, la moda, tutto quello che ha risvolti economici lo si capisce perfettamente studiando i ceti dirigenti dell'età moderna. Quindi i non tanti studiosi, non tanti storici economici che tenacemente tengono, come dire, fermo il riferimento all'età preindustriale, appunto, danno un contributo importante e significativo alla maturazione anche dei giovani e alla maturazione anche appunto
di economisti intelligenti, dei quali abbiamo bisogno, che abbiano una profondità di riflessione e una capacità di analizzare il mondo, no? Ecco, finisco con alcuni cenni sul libro proprio, sulla tematica specifica. Ecco, qui un'altra ricerca di Paola legata alla tematica degli spazi urbani che è stata evocata prima. Ecco, questo è uno dei saggi che ricordavo prima, no? Legato appunto a Palazzo d'Alisca, che è un palazzo in via Seminario. Questi sono appunto un'immagine di un d'Alisca e lo stemma della famiglia, no? Ecco, e dicevo un cenno per finire proprio a questo tema della famiglia, no? Ecco, ci sono stati dei rinnovamenti importanti, diciamo piste che Paola non ha seguito, no? O meglio, che ha seguito in un certo senso. Quando Philippe Ariès negli anni 70 del Novecento studiava Padri e figli nell'Europa medievale moderna, o quando Jacques Herz, un altro studioso francese, studiava Le clan familial au Moyen Âge, ecco, davano degli insegnamenti importanti, no? Ariès dimostrava che l'amore filiale e l'amore genitoriale non esisteva, che la famiglia era, non dirò un'azienda, ma era, come dire, una realtà giuridicamente definita, basata su un contratto, nella quale l'amore coniugale, sì, poteva forse anche esserci, ma poteva anche non esserci. Eppure il sangue, eppure la forza della casata, eppure la forza della parentela, no? Sono i grandi temi della storia dell'Occidente per certi aspetti. Quando Max Weber sostiene, no, quella famosa frase, in quelle famose affermazioni sul fatto che nell'Italia comunale comincia il disincantamento dal mondo, si comincia a fare politica in modo razionale, seguendo principi di delega, principi di democrazia, principi di revocabilità. Eppure però le due grandi forze sulla base delle quali si era fatto politica sino ad allora continuano ad agire: la religione e il sangue e la famiglia, avanzare i figliuoli, no? Far fare carriera ai figlioli, far fare una strategia, no? di carriera. Questo fa il canonico, questo fa il mercante, questo fa il cardinale, questo fa il papa, questo lo sposiamo, questa la mandiamo in convento, no? È la logica, no? che sta dietro appunto a questa famiglia, che viene sempre fuori appunto negli studi di Paola. Fra un attimo Edoardo Demo ci parlerà di fede commesso. Che cos'è il fede commesso? È un meccanismo giuridico che salvaguardia il patrimonio, va bene, e che, come dire, ne costituisce come intangibile una parte, perché deve continuare, perché la famiglia, appunto, deve continuare. Ecco, questa dialettica fra questi due poli, il privato e il pubblico, la famiglia e lo Stato, la casata e le istituzioni cittadine, il palazzo privato e il palazzo comunale, ecco, è una dialettica eterna che ha animato la storia di Verona e la storia di Venezia per tutti questi secoli. Ci sono stati degli eccessi nella storiografia. C'è chi è arrivato a dire che nello Stato mediceo del 400 è basato solo sulle clientele di Lorenzo il Magnifico, va bene, che le istituzioni sono ormai completamente svuotate, no? Il signor Marx del resto diceva che lo Stato era il comitato d'affari della borghesia, lui aveva in mente la classe più che la famiglia, diciamo, ecco, ma era comunque un superamento della dimensione istituzionale, no? Ecco, quindi allora la famiglia patrizia, questa famiglia votata all'autoconservazione patrimoniale e al consolidamento dell'immagine del potere, una famiglia dura e maschilista,
senza affetti né coniugali né genitoriali, è venuta prepotentemente alla ribalta appunto anche alle nostre latitudini e anche appunto nel libro di Paola, no? Questo è, dicevo, Paris Bordon, il Tiziano dei poveri, il Tiziano di terraferma, no? E per certi aspetti questi amanti appunto ci danno un'immagine non del tutto realistica, per quanto sia una copertina veramente bella, appunto, di questa realtà di famiglia, no? Ecco, che Paola invece ci ha disegnato nei suoi tratti significativi per Verona e per Venezia. Ecco. E adesso il professor Demo ci illustra meglio questi meccanismi. No, ma io mi inserisco perché ho tante cose da dire. Innanzitutto che la copertina è un omaggio nell'omaggio, è un omaggio del cognato di Paola, Corrado Bosi, che lo ha disegnato e offerta come appunto segno di stima e di apprezzamento. E poi vorrei dire che mi piace questa dimensione dell'Accademia con un numero limitato di persone e questo discorrere della storia in modo così accattivante ma così profondo come ha fatto Gianmaria Veranini, e devo dire che ringrazio moltissimo Paola Lanaro perché proprio dal suo lavoro il suo lavoro ha dato il via a queste riflessioni che io personalmente ho goduto moltissimo. Non avevo pensato ovviamente di presentarvi il professor Gianmaria Veranini, ma ho pensato poi che se l'itinerario di Paola Lanaro va da Verona a Venezia, in fondo quello di molti di noi segue la stessa direzione. Anche lui in questo momento è, tra l'altro, presidente dell'associazione, com'è che si chiama? Deputazione di Storia Patria per le Venezie, quindi sul concetto di Venezia ha avuto modo di riflettere, e quindi lo ringraziamo veramente per avere, come dire, condiviso con noi queste riflessioni. Se Gianmaria Veranini è un compagno della prima ora di Paola Lanaro Sartori in quelle come dire, scambi di alte conversazioni nell'archivio di Via delle Franceschine, stento un po' a vedere la professoressa Lanaro all'osteria, però può darsi che ti abbia seguito, non si può mai dire. Invece Edoardo Demo appartiene ad una generazione di mezzo che sta tra quella di Veranini, mia, e di Paola Lanaro e quella dei due curatori del volume, nel senso che Edoardo è un po' collega, è un po' in qualche modo anche allievo, e continua il suo lavoro all'Università di Verona con anche un molto impegno e applicazione appunto nell'ambiente vicentino. A lui adesso diamo la parola. Grazie. Intanto permettetemi di dire che è una vera gioia per me essere qua oggi, perché come ha detto chi mi ha preceduto, io sono un collega, sì, di Paola, ma nasco come un suo allievo, io mi sento un allievo anche di Paola. E per tornare a un discorso che è stato fatto prima, oltre ai nomi dei due curatori, io ne aggiungerei altri due, quello di Andrea Zannini e quello del sottoscritto. Questo perché Paola ha avuto il coraggio di puntare su ragazzi giovani alle prime esperienze, che adesso sono docenti all'Università di Udine. Andrea Zannini, che tra l'altro è stato anche direttore di dipartimento e ha ricoperto ruoli istituzionali molto importanti. Poi proseguiamo nel nostro viaggio da Udine verso Occidente. C'è stato Giovanni Favero a Venezia, che ne ha proseguito il ruolo di Paola appunto nella sede universitaria, a Ca' Foscari, Andrea Caracausi a Padova e poi io a Vicenza e Verona. La sede centrale è Verona, ma insegno anche nella sede staccata di Vicenza. Questo per dirvi come il suo puntare su ragazzi giovani, metterli a proprio agio, farli partecipi di seminari continui, tenerli anche un po' a bacchetta, perché quando Paola è sotto stress perché deve uscire il libro, vi assicuro che sa farsi comanda bene, cioè se c'è da uscire col libro si esce, non ci sono santi. Paola non molla l'osso, questo bisogna dirlo, è uno anche dei suoi grandi pregi.
ha fatto sì che se oggi la storiografia economica triveneta sia quella che è, deve molto anche a Paola Lanaro. Manca solo Trento, bisognerebbe, però anche Trento ha avuto collaborazioni, Andrea Bonoldi sicuramente ha avuto collaborazioni, anzi anche Andrea Bonoldi che insegna a Trento è legato a Paola, perché Paola è nel collegio dei docenti del dottorato della Bocconi e Andrea Bonoldi è uscito dal dottorato della Bocconi, quindi ha avuto modo di lavorare con Paola anche lui, quindi è coperto tutto il Triveneto. Perfetto, quindi questo è un primo aspetto che vale la pena sottolineare. Secondo aspetto, un altro grande insegnamento di Paola, e tutti i nomi che abbiamo appena ripetuti hanno preso questa suggestione da lei. L'ha appena detto Gianmaria Varanini. La maggior parte dei colleghi che insegna storia economica in Italia crede che la storia economica inizi, se non dal 1930, con la seconda rivoluzione industriale. Noi no, noi abbiamo preso il messaggio di Paola e anch'io insegno storia economica, ma partendo dal 400. Certo, arriviamo al XXI secolo, ma cerchiamo di far evidenziare quelli che sono i temi centrali per capire, per esempio, come si è evoluto il capitalismo occidentale e perché a un certo momento il sistema economico capitalistico occidentale si sia imposto a livello globale. Questo è un messaggio importante che Paola ci ha dato, l'importanza di recuperare la storia del passato, soprattutto noi che siamo italiani e che abbiamo una storia del passato molto lunga, e valorizzarla alla luce delle nuove teorie economiche. Quindi questo è un altro aspetto che mi premeva sottolineare. Poi mi soffermerò su alcuni dei saggi che sono compresi in questa miscellanea che riedita alcuni dei lavori più importanti di Paola. Però nel mio excursus vorrei partire anche da alcune delle copertine che Gianmaria Varanini ha presentato poco fa, perché dall'analisi di queste copertine, da quello che vi dirò, capirete anche come Paola non sia mai stata ferma nella sua analisi storiografica, ma di come si sia sempre tenuta al corrente delle novità storiografiche, anzi abbia partecipato lei a introdurre nuove novità storiografiche, rivedendo anche alcune idee, alcune posizioni che magari aveva preso nei lavori iniziali e che poi invece ha rivisto alla luce delle novità che provenivano dalla ricerca archivistica, che mettevano la sua analisi sotto un occhio diverso. Il primo, un'oligarchia urbana nel Cinquecento Veneto. Il libro non è del 91, come ha detto il professor Varanini, ma è del 92, di un anno dopo. Sapete perché me lo ricordo bene? Perché è stato uno strumento di lavoro per me. Cioè io mi sono formato su questo libro. Questo è un libro che io, assieme ovviamente ad altri, ma questo era uno dei libri fondamentali per quando ho fatto la tesi di laurea. Era un libro che mi permetteva di avere una visione del patriziato veronese diversa da quella a cui ero abituato in precedenza, e me lo ricordo benissimo il percorso che mi ha portato alla laurea, perché avevo avuto la fortuna di avere come relatore Reini Müller, che insegnava a Ca' Foscari, come correlatore il qui presente professor Varanini. Tutti e due mi bastonavano alla grande, vi assicuro. Müller, pur essendo americano, mi scriveva di fianco che scrivevo come un cane, non vi dico altro. Un americano che sbagliava le doppie, ma mi scriveva così, però, vabbè, questo, ma tutto per imparare. E Paola, con cui avevamo discussioni continue, e questo volume è stato uno dei volumi portanti che mi ha permesso di scrivere la tesi di laurea. Dopo c'è stato il volume a destra, I mercati nella Repubblica Veneta, 1999. Io stavo completando il dottorato di ricerca e mi ricordo quando Paola lo stava scrivendo, nel minuscolo ufficio di Verona dove andava a scrivere, quando non era occupata a Ca' Foscari, e che discutevamo il tema di questo volume. Qui io non ero più un laureando, ma ero un dottorando di ricerca, avevo fatto un minimo upgrade, ma ancora una volta mi stavo formando alla luce di nuovi temi che stava trattando Paola. Il volume dalla copertina rosso mattone, At the Center of the Old World, Trade and Manufacturing in Venice and the Venetian Mainland, invece è un volume del 2006, è un volume centrale nella storiografia veneta, ha fatto storia,
fa storia, è un punto di riferimento ancora oggi. In questo caso, 2006, già non ero più il dottorando, ma ero un collega, anche se all'inizio della carriera universitaria, e devo dire che il titolo l'abbiamo scelto insieme, in un pomeriggio a San Giobbe, me lo ricordo benissimo, forse un titolo provocatorio, perché dire che Venezia era il centro del vecchio mondo è un titolo molto forte, che vi assicuro ha determinato, il libro è stato recensito dalle principali riviste internazionali del settore in maniera benevola ma anche in maniera critica. L'utilizzo di questo titolo ha fatto un po' scalpore, perché dire al centro del vecchio mondo in qualche maniera un po' di scalpore ha fatto, ma mi ricordo il progetto che abbiamo costruito insieme, e questo è un volume che ancora oggi nella storiografia internazionale su cos'è stata l'economia veneta del Rinascimento ha fatto storia, se non altro perché, essendo scritto in inglese, ha messo i testi che sono stati presentati al centro del dibattito internazionale. Voi sapete che purtroppo scrivere in italiano rende difficilmente fruibile i testi a chi opera all'estero. Francese e tedesco sono poco praticati se non da chi è di lingua francese e di lingua tedesca. Scrivere in inglese significa rendere il volume, permettergli di avere una fruizione, una diffusione molto più ampia. Il libro questi 3 libri di cui vi ho parlato adesso prevedono una evoluzione dell'interpretazione storiografica di Paola. Se nel volume del 92 il patriziato era visto ancora come soprattutto un patriziato possidente e terriero, pur con elementi di novità, nel 99, il secondo volume, al centro dell'indagine di Paola non c'è più il possedimento terriero, ma diventa fondamentale l'analisi delle attività manifatturiere e commerciali, perché si incominciava finalmente a sapere che la terraferma veneta non era solo il granaio di Venezia, ma era invece area di diffusione di attività manifatturiere e commerciali di livello internazionale. Il volume del 2006 pone al centro quest'idea fortissima. Oggi nessuno mette più in dubbio che nel Rinascimento la terraferma veneta sia una delle aree, da un punto di vista manifatturiero, più evolute dell'intera Europa. Ci sono poche altre aree che competono per tassi di urbanizzazione, per livelli di sviluppo manifatturiero con il Veneto, con la terraferma veneta del Cinquecento. Quindi capite l'importanza di questo volume. Veniamo ai saggi contenuti nel volume che oggi presentiamo, e io mi concentrerò su alcuni di essi in modo particolare perché dimostrano la diversità di interesse appunto storiografico che Paola ha avuto nel corso del suo della sua carriera come studiosa e come universitaria. Il primo da cui partirei è il terzo della prima serie, quello flessibilità e diversificazione, per 2 motivi. Il primo motivo è perché è un articolo che inizialmente era uscito su una rivista importante internazionale, Revue d'Histoire moderne et contemporaine, ed è uscito in francese Flexibilité et diversification come réponse au risque, ed è un titolo molto significativo. È uno dei saggi più recenti di quelli qui pubblicati, del 2012, e pone la questione in maniera molto chiara: diversificazione degli investimenti e flessibilità, nel senso che siamo in un lavoro in cui ormai è diventato chiaro come gli appartenenti ai ceti nobiliari o ai ceti patrizi delle diverse città venete, non solo Venezia, ma Padova, Vicenza, Verona, Brescia, Bergamo, avessero interessi economici diversificati. Non fossero solo possidenti terrieri, ma fossero anche abili uomini d'affari a tutto tondo, soci in imprese manifatturiere o a capo di imprese commerciali internazionali.
Ci sono città in cui questo aspetto è più evidente, il caso ricordato prima sia da Paola Marini che da Gianmaria Varanini, quello di Vicenza, forse oggi è quello un po' più studiato in maniera approfondita. Oggi noi sappiamo che quasi tutti i grandi committenti palladiani vicentini sono imprenditori, uomini d'affari, non sono solo possidenti terrieri, sono anche possidenti terrieri, ma sono soprattutto a capo di imprese per la lavorazione della lana e della seta internazionale. Ma questi aspetti sono ben visibili anche nelle altre città, seppur magari in maniera un po' più contenuta. Se noi pensiamo a Verona abbiamo figure eccezionali come quella del cavaliere Alessandro Guagnini, che nel Cinquecento cerca di trovare, che è citato in quest'articolo da Paola, che pur appartenendo a una delle famiglie principali del patriziato veronese, cerca nuove vie di faccende in Polonia e Svezia. Dalla Polonia commercia soprattutto in grani, con la Svezia invece è uno dei grandi importatori di rame e ferro, Guagnini, ed esporta prodotti del Made in Italy, tessuti in lana e seta, ma non solo, mette in piedi un'impresa per produrre sapone, perché in Svezia non c'è nessuno che sappia produrre sapone negli anni 80 del Cinquecento, e questo lo fa Alessandro Guagnini, veronese. Quindi capite quanto importante siano queste scoperte di ricerca storiografiche molto rilevanti. Quindi un saggio di un rilievo importantissimo che ha fatto molto parlare di sé quando è uscito nel 2012. L'altro su cui voglio soffermarmi è il terzo dei casi di studio, il del bene e l'economia roveretana, perché è un saggio che Paola scrive utilizzando fonti diverse da quelle a cui era normalmente abituata. Cioè, lei è una maestra nell'utilizzo delle fonti fiscali, come chi mi ha preceduto ha detto, nell'utilizzo delle fonti pubbliche, nell'utilizzo delle fonti notarilei o giudiziarie, ma raramente si era cimentata con lo studio delle fonti contabili. In questo saggio studia le fonti contabili e dimostra di saper affrontare un tema complicato come quello dell'analisi dei libri contabili in maniera esemplare, ed è molto interessante questo saggio perché è uno dei rari esempi che noi oggi conosciamo di ricostruzione della modalità operativa di un'impresa serica sulla base di contabilità del Cinquecento. Sono poche. Una è la famiglia Stoppa, che ho studiato per merito del qui presente, che mi ha spinto assieme a Müller a studiare quelle fantastiche fonti contabili. Del bene sono poche le famiglie che mantengono una tipologia documentaria di questo tipo. Poi verrei invece agli ultimi tre, doti e fedecommessi, perché è un filone di ricerca che Paola ha praticato a partire già dalla fine degli anni 90, e qui c'è un altro ricordo personale. Nel 1998 il Museo di Castelvecchio, assieme a Paola Lanaro e Gianmaria Varanini, la triade che mi circonda oggi, organizzò un convegno che fece storia, permettetemi di dirlo, ma è un volume che tutti richiamano ancora oggi. Il volume è uscito nel 2000, edilizia privata nella Verona rinascimentale. A gestire la segreteria come garzone di bottega c'era il sottoscritto, che sotto il controllo di questi tre non ha dormito praticamente per un mese, perché quando si mettono insieme vi assicuro che la pressione aumenta, perché quando retrocede uno c'è l'altro che subentra. Mi ricordo che all'inizio la più tranquilla di tutti era Paola Marini, solo che quando siamo arrivati in prossimità del convegno invece è lei che si è scatenata, perché era... Però vedete che lo ricordo col sorriso, perché è stata una palestra fondamentale per me, è stata un'esperienza eccezionale, e il volume ancora adesso è uno dei più citati in assoluto.
In quell'occasione Paola produsse un articolo Famiglia est substantia, intitolato, che riguarda appunto il problema delle doti. È l'inizio di un tema di ricerca che Paola continua a praticare ancora adesso e che l'ha portata a tenere ancora oggi un corso di Gender History a Ca' Foscari, che è il problema del ruolo della donna nella storia e in particolare nel periodo, quello che gli americani chiamano Early Modern Period, 1350-1650. È un'indagine, delle ricerche molto significative, perché hanno permesso di fare, anche in questo caso, degli inaspettati passi in avanti. Perché anche di questo abbiamo parlato più volte con Paola. Inizialmente lo studio delle doti, dei fedecommessi, e questo argomento era stato affrontato partendo dal presupposto della principessa del focolare, cioè della visione della donna come chiusa all'interno della casa, addetta esclusivamente a mansioni di tipo familiare, donne che ricevevano la dote ma nel contempo si trovavano nella difficoltà di scendere a patti con i mariti o con le famiglie dei mariti, donne che sembravano non avere una propria autonomia. Nulla di più sbagliato, nel senso che le ricerche successive, seppur sulla base di pochi documenti che emergono all'interno degli archivi notarili, di quelli giudiziari, qualche volta degli epistolari familiari, ha mostrato un mondo molto più vivace. Siamo arrivati a trovare donne a capo di imprese, non donne a capo di imprese locali, donne a capo di imprese che hanno un ambito d'azione regionale, ma anche donne a capo di imprese internazionali. Donne a Verona, un volume che Paola ha pubblicato nel 2012, mi pare, con Alison Smith, è stato un altro volume che ha lasciato il segno, che voi ci crediate o meno, c'è un periodo tra il 1550 e il 1570 che a Verona sono diverse le imprese commerciali internazionali il cui nome porta per primo quello di una donna. Armerina Cossali e compagni, Caterina Dalla Zucca e compagni, Caterina Zucconi e compagni, Virginia Emilei e compagni. Non è una cosa di poco conto, perché il fatto che il nome della società porti quello della donna dimostra come in caso di problemi con gli eventuali creditori questi si rivalgano prima di tutti con colei che ha dato il nome alla società. Questo è un primo aspetto. Secondo aspetto, se Armerina Cossali prende il nome del marito, lei era conosciuta come la Cossala, Virginia Emilei, che è Patrizia, porta il nome da nubile nella società. Lei aveva sposato Uberto Bevilacqua, ma non si fa chiamare Virginia Bevilacqua, si fa chiamare Virginia Emilei. E quindi dimostra un livello di libertà superiore. Attenti, in questo caso siamo di fronte a una vedova che riprende il suo nome da nubile. Il caso però più eclatante che io ricordo sempre non riguarda Verona, ma riguarda Vicenza, riguarda un personaggio noto a chi si interessa anche di letteratura, che è Biancanievo. Biancanievo è la moglie del committente palladiano Giacomo Angaran, uno dei dedicatari, uno dei nomi a cui Palladio dedica 4 libri di architettura. Ebbene, Biancanievo è una poetessa in pavano e viene accettata nel circolo dei poeti in Pavano, che è un circolo fortemente maschile, ma c'è lei, è a capo assieme alla figlia a un'impresa commerciale, la figlia si chiama Cillenia, che commercia, che produce tessuti leggeri di seta che poi irradia in tutta Europa, soprattutto in Francia.
I suoi corrispondenti esteri sono maschi, ma quando lei deve andare a gestire gli affari va con le sue donne. Quindi noi non sappiamo ancora cosa voglia dire questo, ma dà l'idea di una gestione dell'impresa a livello locale tutta femminile, le decisioni sono femminili, poi certo il corrispondente a Lione è per forza un maschio, purtroppo finisce male perché è calvinista. Lei si avvicina al calvinismo e nel 1588 viene strangolata dall'Inquisizione e muore. È uno dei rari casi di chi ha abbracciato la riforma protestante e che la Repubblica fa effettivamente morire. Nella maggior parte dei casi uno riesce a espatriare o riesce ad avere una fine migliore. C'è un aspetto incredibile su cui noi stiamo indagando e che non abbiamo ancora risposte chiare. Il marito e i figli maschi sono cattolici, lei e le figlie femmine sono calviniste. C'è questa divisione dei ruoli che fa pensare. Vicenza sta pensando di dedicare a Biancanievo una via. Il palazzo esiste ancora, il palazzo è a Ponte degli Angeli, è un palazzo quattrocentesco che era dei Magret in stile lombardesco, ma qua dopo non vorrei rischiare di dire, non sono uno storico dell'architettura, quindi evito. Ma questo per dirvi come anche questo filone di ricerca, che era partito nell'alveo della tradizione, abbia subito con la ricerca dei cambiamenti radicali molto forti, in cui Paola ha avuto un ruolo fondamentale. E permettetemi di chiudere con quello che è uno dei grandi crucci per un docente universitario attuale che fa storia. Tutto il successo dei lavori di Paola, come è stato ricordato poco fa anche da Gianmaria Varanini, è legato ad una ricerca d'archivio continua, cioè la voglia di frequentare l'archivio, di andare a vedere le fonti. Paola anche adesso sarebbe tutti i giorni in archivio, ve l'assicuro. Non passa giorno che non telefoni, c'è qualche nuova fonte da andare a vedere, da indagare. Purtroppo oggi non c'è tempo. Anche i laureandi magistrali, spesso anche i dottorandi, ritengono che la ricerca d'archivio richieda troppo tempo. Ed è vero. Io vi ho ricordato il volume del 1992. Il primo incontro che io ho avuto col professor Varanini in Archivio di Stato in via Franceschina è stato nell'ottobre del 92, ma lui e Reini Müller mi hanno fatto laureare nel febbraio del 95. Negrieri. E ci si aggiungeva Paola, negriera tra i negrieri. Devo ringraziarli perché mi hanno insegnato un metodo di lavoro. Certo, tempi lunghissimi. Adesso non c'è nessuno che accetta tempi così lunghi. Questo però è un dramma, perché la ricerca va avanti se ci sono nuove fonti da indagare. Altrimenti noi continuiamo a ragionare sulla big idea, sulla grande idea, la teoria, ma la teoria si deve basare su qualcosa di pratico. E se nessuno va più in archivio, come finirà? Grazie ancora Paola. Allora, grazie anche a Edoardo Demo. Naturalmente capite che il più è stato detto, però insomma i due amici e colleghi hanno voluto che anch'io avessi un piccolo ruolo e quindi farò qualche riflessione. Ma lasciatemi cominciare con innanzitutto la segnalazione di due mostre, che è proprio il mio lavoro. Parlavamo della copertina, sapete che ma ancora per un po' la mostra di Paris Bordone è visibile al Museo di Treviso, quindi vi invito a vederla. È una mostra di non moltissime opere ma di altissima qualità, curata da Arturo Galansino e da Simone Facchinetti, dove ieri proprio Paola Lanaro è stata proprio per avvicinarsi, per prepararsi. Perché cercavo così
quadro che ha dato esatto. non è esposto. Quadro con anche le sue così piccole inquietudini, nel senso che sì, è un quadro matrimoniale, forse c'è il patrimonio, c'è il pegno d'amore, la collana, però quella figura dietro, chi è il testimone, insomma è comunque una dimostrazione di come un artista, come dire, lasci sempre degli interrogativi aperti, dei quesiti aperti. La seconda deve ancora aprirsi, sarà a Vicenza, al Museo Palladio, una mostra curata da Deborah Howard, proprio sugli insediamenti industriali nel Veneto della prima età moderna, ecco, quindi prima della rivoluzione industriale, proprio a sostenere anche fisicamente, Deborah Howard ha fatto una ricerca pazzesca, questi opifici su cui erano basate queste attività industriali di cui vi ha parlato Edoardo Demo. Nel mio caso sono 2 saggi, forse 3, i 3 casi di studio, vale a dire Potere politico ed economico sulla famiglia Maffei a proposito della villa Maffei Sigurtà di Valeggio del 91, da grande nobiltà a nobiltà di provincia, su soprattutto la figura di Alessandro D'Alisca nel volume curato da Stefano Lodi sul Palazzo di San Vitale del 2002 e il saggio sui Dal Bene contenuto nel volume sulla famiglia e la villa del Bene a Volarnie del 96, che costituiscono un aggancio per riflettere su come, così come molti anche suoi autorevoli colleghi, Paola Lanaro sia sempre stata pronta a partecipare a ricerche che avevano per oggetto anche la committenza artistica e architettonica. Del resto questo patrimonio che è al centro della vicenda anche della famiglia trova nelle proprietà immobili dei palazzi e delle ville, ovviamente i palazzi più visibili in città, le ville più remote in campagna, e nella committenza di dipinti e altri oggetti artistici, quindi beni mobili, delle fonti di questa diversificazione di cui trattano alcuni saggi. Uno dei punti più importanti è stato proprio il citato convegno in cui 3 sottoscritti si sono esercitati con l'aiuto preziosissimo di Edoardo Demo, ma è anche un filone che Paola Lanaro ha potuto praticare, ad esempio, durante la sua presidenza dell'AISU, che come Associazione Italiana di Storia Urbana ha proprio lo scopo di far dialogare gli storici economici con gli storici dell'architettura e di altre discipline, ma anche come membro del dottorato in Storia delle Arti di Ca' Foscari, che è stato proprio un altro, diciamo, ambito nel quale ha potuto, come dire, condurre queste sue esplorazioni un po' a cavallo tra la storia dell'arte, la storia dell'architettura, la storia dell'economia. Ma anche la sua grandissima curiosità e la sua, come dire, imbattibile tenacia, curiosità, voglia di conoscere, determinazione, l'hanno portata a esplorare campi diversi. Penso agli insediamenti conventuali nella laguna di Venezia, alla bella foto che Gianmaria Baranini ha mostrato all'inizio, credo che si sia stata scattata un giorno in cui andava in barca per le isole della laguna, andare a conoscere personalmente le varie isole minori dove sorgevano questi insediamenti dei vari conventi che Donatella Calabi, una dei suoi interlocutori a distanza come Maurice Mar, come Giovanni Levi, come Franco Amadori, la sollecitava a ricercare. Ed è bellissima la dedica di uno di questi saggi, non so se sia proprio quello sui mercati, dove dice: grazie a questi amici che mi hanno accolto a Venezia hanno fatto sì che la mia esperienza in questa città sia diventata un'avventura dello spirito, qualcosa di molto toccante che dimostra come anche nel nostro lavoro, oltre alle, come dire, urgenze scientifiche, alle passioni scientifiche, ci siano anche i valori umani dell'amicizia e dello scambio come fonti portanti. E poi i ponti, c'è stata la grande stagione dei ponti, quella della Fiera dei Mercati, fino ad arrivare addirittura ai musei della città, per un grande volume che ho curato grazie a lei
proprio con Donatella Calabi per l'AISU. Ma lo stesso interesse, che è il suo interesse più recente per il lavoro delle donne, si è sviluppato nell'ambito di una ricerca più vasta sugli arsenali, e l'arsenale di Venezia, ma anche gli arsenali del Mediterraneo, come luoghi di lavoro, come spazi architettonici e luoghi di lavoro. Bene, comunque, questa concezione della famiglia che presiede alla struttura dell'intero libro, la scelta che Caracausi e Favero hanno fatto nella ricca bibliografia di Paola, si ripercuote evidentemente anche nelle committenze, diciamo, architettoniche. Pensiamo ad esempio alla convivenza di cui ha accennato Gianmaria Varanini di più nuclei familiari, che è un dato assolutamente ricorrente che noi ritroviamo in moltissimi casi veronesi, da quelli che studiamo con Licisco Magagnato nei mitici anni '80 fino, non lo so, al stesso uso che si poteva fare di una villa palladiana di Palladio come la Malcontenta. La stessa cosa dicasi per la Fraterna, l'organizzazione familiare pensate cos'è stata la committenza di Daniele e Marcantonio Barbaro della villa di Maser, che sono riusciti addirittura con la committenza di due fratelli, con la loro passione, la passione di uno di loro per l'architettura, a fare l'unica villa palladiana diversa, diciamo, fortemente differenziata dalle altre. Ma anche dietro questo tipo di legami, di familiari, di abitanti della casa, ci possono stare anche l'iconografia di molti affreschi e ci danno proprio la chiave interpretativa. Oppure molte di queste imprese artistiche sono dovute ad un matrimonio. È stato così ad esempio per il giovane Tintoretto nel 1542, per quegli strani dipinti di sotto in su, che me ne viene in mente uno, ma ce ne potrebbero essere 1000. Ma la stessa attivazione del fideicommesso o della primogenitura, che è uno degli strumenti di protezione del patrimonio di cui trattano questi saggi, può essere stimolato da una grande realizzazione di un grande edificio, cioè quando il patrimonio si consolida e trova una forma, oltre che nella campagna, nei vari possedimenti, anche in un edificio importante. Questo può essere uno stimolo maggiore all'attivazione del fideicommesso. Sono tutte prospettive che ci avvicinano la chiave di interpretazione della storia, che è qualcosa di cui tutti noi sentiamo profondamente la necessità, perché studiamo un passato lontano, ma che in qualche modo vorremmo sentire sempre più vicino. Penso ad esempio a come ci ha illuminato la sezione della mostra La fabbrica del Rinascimento, che è stata curata da Edoardo Demo grazie a questa affiliazione e di studi, in cui abbiamo visto che una camicia di Ippolito da Porto, perfettamente conservata 400 o 500 anni dopo, quanto ne sono passati con i suoi ricami, valeva quanto un dipinto fantastico di Jacopo Bassano, quindi cosa che oggi sarebbe inimmaginabile. Neanche la camicia del Chanel più costoso oggi potrebbe valere come un quadro importante. Oppure quando andiamo a studiare la materialità di un dipinto, come le varie grandi cene di Paolo Veronese, troviamo che soprattutto lungo i margini delle tele venivano religiosamente recuperati e cuciti insieme anche pezzetti piccolissimi di tessuto, qualche cosa che a noi oggi, quale mai pittore si premurerebbe di fare questo. Quindi una visione sempre aperta a curiosità sempre nuove, indefesse come il carattere della nostra autrice, che ci danno però delle chiavi che possono avvicinare tutti noi anche quando si occupano magari di ambiti che non sono propriamente gli stessi, ma possono essere affini, che rilanciano continuamente la ricerca. Quindi grazie a Paola veramente per questo suo lavoro, grazie per quello che ancora continua a fare e grazie a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci in una giornata per noi molto bella.
posso ringraziare questi... Sì, prima di tutto voglio dire sono amici. Io è vero a Venezia ho trovato maestri, però prima di tutto il sapere l'ho coltivato attraverso l'amicizia. Molti miei allievi, io di molti miei allievi sono profondamente amica. Io ho imparato da loro, spero anche gli allievi, ma io ho imparato prima di tutto da loro. E Edoardo ricordava le lunghe discussioni, ancora adesso che lavoro attorno a questo tema delle donne, che insomma c'è una lunga continuità nel discorso delle donne tenute in un ambito solo domestico. Dico sempre, ho tenuto questo corso di Gender History, dico sempre agli allievi e alle allieve, ricordatevi che i diritti delle donne non sono per sempre. Spero che capiscono in tutti i sensi, ecco. E comunque io ho imparato molto dagli allievi, da Edoardo che è qui, da Andrea Caracausi che insomma fa Giovanni Favaro, adesso avevano lezioni, eccetera, la Elena, oltre che ovviamente Donatella. Elena Svalduz. Sì, Elena Svalduz, l'attuale presidente dell'AISU, oltre che ovviamente Donatella Calabi, Giovanni Levi. Sì, ho imparato molto, ma lì mi avvicinavo con lo spirito di imparare. Invece con i più giovani ho imparato istintivamente e ho capito che insomma i più giovani hanno a volte idee più nuove, non c'è niente da fare, hanno idee nuove e quindi apprenderle per me è stato importantissimo. Anche quando ero qua a Verona lavoravo con Stefano, no? E abbiamo imparato reciprocamente le cose assieme e di questo molto felice di aver imparato. Ecco, oltre che amicizie eccetera, qui devo ricordare Alison Smith che è stata molto amica e lei chiaramente femminista prima di me, mi ha trasmesso questo interesse per le donne. Ho lavorato con lei, Goldwaite, ecco, è stato un bellissimo periodo che forse io ricordo molto bello perché anche ero giovane, devo dire. Allora ringrazio tutti della bella accoglienza che mi avete fatto e anche a questo libro, ecco. Poi io appunto ho coltivato sempre questo tema delle donne, mi veniva istintivo il discorso delle donne che poi è maturato proprio, a parte i saggi di ricerca sulle doti e fede commesso, ma è maturato anche nel volume, quello dedicato all'Arsenale, perché lì mi sono occupata delle prime donne operaie che, guarda caso, venivano nei documenti definite streghe solo perché lavoravano al di fuori delle mura domestiche, anche se l'Arsenale aveva un recinto di muro. Ecco, ringrazio tutti, grazie. Paola, posso dire una cosa? Dobbiamo salutare anche e ringraziare Franco Sartori, che è un compagno, come dire, ineguagliabile, è un amico di Paola, di tutti noi naturalmente, ecco, che è, come dire, è sempre dentro queste nostre ricerche e questa nostra amicizia. Scusate se non l'ho fatto. Anche Massimo Valsecchi, segretario dell'Accademia di Agricoltura, che è stato con noi tutto l'incontro e che si è divertito bene, siamo anche contenti di averlo divertito, grazie. Scusate, dico un'ultima cosa, visto che abbiamo giustamente richiamato anche Franco. Il mio primo convegno a cui ho partecipato internazionale è stato proprio in questa sala, nel novembre del 1996, invitato al convegno da Gianmaria Varanini. Ero alle primissime armi come conferenziere e avevo incominciato a parlare un po' troppo velocemente. In prima fila c'erano Paola e Franco
che hanno incominciato a dirmi va pian, non preoccuparti, e io lo ricorderò sempre perché mi hanno dato una grandissima mano in quel contesto. Quindi grazie Paola e grazie anche Franco. Brava, è stata tutto il tempo, hai visto che roba?